Brescia Ternana 1-0, Empoli Pro Vercelli 2-1, Grosseto Ascoli 2-1, Livorno Bari 2-1, Novara Cittadella 0-1, Padova Cesena 1-1, Regina Varese 1-1, Spezia Crotone 2-1, Vicenza Lanciano 0-1. I posticipi: Modena Juve Stabia lunedì alle 19, Verona Sassuolo il big match di questo turno lunedì alle ore 21. In classifica in testa sempre il Sassuolo con 31 punti e una partita in meno ovviamente, poi Livorno a 26, Verona a 25, Cittadella a 20, Padova a 19, 18 punti per Juve Stabia, Brescia e Spezia, a 17 il Varese, a 16 la Ternana, 15 punti per Modena, Ascoli ed Empoli, a 13 punti c'è il Cesena, a 12 Bari, Vicenza e Lanciano, 11 punti per Crotone e Pro Vercelli, a 10 Novara e Regina, chiude a quota 6 il Grosseto. Breda recupera Camisa e Pinardi, quest'ultimo parte però dalla panchina. 4-3-3 per i biancorossi con il trio d'attacco formato da Plasmati, Giacomelli e Malongà. Gautieri sulla panchina del Lanciano deve fare a meno di Amenta e All'Amici. Vastola in campo dal primo minuto. In attacco Fofana, Falcinelli e Testardi, queste le mosse dei due allenatori. 3 i punti che dividono il Vicenza dal Lanciano. Arbitra Roca di Foggia. Con le immagini andiamo al terzo minuto, in avanti il Vicenza. Padalino, il cross, la palla a Malongà all'esterno di destro e la parata sicura di Leali. Le indicazioni del tecnico Breda, ancora in avanti il Vicenza, la palla a Giandonato, il tiro alto sulla traversa. 15° minuto, si vede in attacco il Lanciano, la palla controllata da Fofana, l'appoggio per il capitano Mammarella, il suo cross, Vastola in tuffo ed è la rete del vantaggio del Lanciano. 1-0, andiamo a rivedere l'azione, la gioia dei tifosi abruzzesi, il cross e il bel colpo di testa in tuffo del giocatore Gaetano Vastola, classe 78 di Pompei, al Lanciano dal 2009. Il Vicenza si butta in avanti, ma attenzione perché gli abruzzesi sono davvero pericolosi in contropiede. La palla al capitano Mammarella, l'appoggio sulla sinistra Fofana, il suo cross, Testardi e la risposta di Pinsoglio in calcio d'angolo. Ancora il Vicenza in attacco, deve recuperare il gol di svantaggio, il liscio di Scrosta che a momenti la combina grossa. Ancora Vicenza, il calcio d'angolo, Malongà di testa e sfiora il gol. Dominique Malongà, francese, ricordiamo ex Torino, Foggia e Cesena. Piovono oggetti in campo, qui forse l'arbitro sbaglia con un cartellino giallo per Leali per perdita di tempo, ma guardate, il portiere raccoglie l'oggetto che si è visto nelle immagini volato dalle tribune. Finisce qui il primo tempo, possiamo passare alla ripresa. Ancora il Vicenza, il 50°, la palla a Malongà, è quasi un calcio di rigore alto sulla traversa. Al 63° il break del Lanciano, questo cross, Gianni interviene così e rischia un clamoroso autogol. E siamo al 25°, l'azione che farà molto discutere. Il cross, Gavazzi è proprio sulla linea, l'intervento di Leali con il pugno, gol non gol. Adesso andiamo a rivedere, grazie anche allo slow motion di Matteo Faccenda, guardate il tocco di Gavazzi e proprio con il pugno Leali, veramente difficile qui stabilire se la palla è entrata o no. Fatto sta, l'arbitro non concede il gol alle proteste della panchina, viene espulso Breda e al suo posto Michele De Bernardin, il preparatore dei portieri. 38°, il cross, Plasmati schiaccia alto sopra la traversa, la disperazione dell'attaccante. Andiamo a rivedere quest'altra occasionissima del Vicenza, clamoroso qui l'errore. 5 i minuti di recupero, la tensione di Gautieri, ricordiamolo, ex ala di Roma, Perugia.
L'arbitro Roca dice che può bastare così dopo i 5 minuti di recupero. I fischi del pubblico di Vicenza, un po' di proteste nel finale, poi la gioia dei giocatori del Lanciano. Dunque una vittoria importante per il Lanciano, che raggiunge così il Vicenza 12 punti in classifica, che cade ancora in casa davanti al suo pubblico. Pesa comunque, l'avete visto, questo gol non concesso a Gavazzi. Per noi il migliore in campo, difficile da trovare perché comunque tantissime le occasioni per il Vicenza, ma alla fine Vastola, per noi il migliore in campo, con la sua rete è stato davvero letale. Allo stadio Romeo Menti il Lanciano batte il Vicenza 1-0. A voi studio. Avvocato Pasqualini, abbiamo visto tante contestazioni, tante polemiche a Vicenza, ma sembra quasi che al di là dei risultati della squadra la preoccupazione maggiore per i tifosi sia il futuro della società. Qual è la situazione proprio a livello societario per il Vicenza? Beh, effettivamente quella societaria è una situazione, un problema che si trascina da tempo. C'è la conclamata volontà della proprietà attuale di passare la mano, sembra ci siano due cordate, una che viene da fuori, da Roma, sulla cui affidabilità c'è qualche perplessità, e una cordata locale che però è in disaccordo con la proprietà circa, diciamo così, la profondità del buco nel bilancio societario, ben inteso. Quindi insomma, se ne discute ancora. È sereno, è un futuro complicato. Sembra che il Vicenza sia come la famosa ragazza dalle belle ciglia, tutti la vogliono ma nessuno la piglia. Evidentemente si ripercuote anche nella squadra, perché i giocatori sanno quello che succede. Ecco, sì, anche il pubblico è un po' freddino nei confronti della squadra, tutto, non no? manca domenicalmente la contestazione alla proprietà, non c'è una bella atmosfera. Diverse defezioni da ambo le parti e moduli speculari fra Vicenza e Lanciano. Nel 4-3-3 di Breda trova spazio dal primo minuto Giacomelli, che compone il tridente insieme a Malonga e Plasmati. Dalla parte opposta Gautieri schiera Vastola al posto di Di Cecco e si affida in avanti a testardi Falcinelli e Fofanà. La gara inizia subito frizzante e sono i padroni di casa a rendersi pericolosi in più di un'occasione, mettendo in apprensione il portiere abruzzese Leali, che si fa comunque trovare pronto quando chiamato in causa. Nel momento migliore del Vicenza però è il Lanciano a passare. L'invito di Mammarella dalla sinistra coglie Vastola ben appostato in aria e il difensore è bravo a coordinarsi e spedire la sfera alle spalle di Pinzoglio. 15° minuto, Vicenza 0, Lanciano 1 e secondo gol in campionato per il numero 17. Il vantaggio rossonero accende l'incontro e 2 minuti più tardi i veneti sfiorano il pareggio. Sul cross di Padalino, colpo di testa ravvicinato di Camisa, ma Leali è super nello sventare. Botta in risposta e dall'altra parte Fofanà pesca bene Testardi e grande parata di Pinzoglio. Partita che risulta divertente, non mancano le emozioni come al 25° quando Scrosta svirgola nella propria area di rigore e per poco non fa autogol. Siamo al 25° e il Vicenza continua a spingere sull'acceleratore nel tentativo di riequilibrare il risultato. Mancano un pizzico di fortuna e di precisione agli uomini di Breda, anche il colpo di testa di Malonga si spegne di poco al lato. Il primo tempo si conclude sullo 0-1 ma con 8 calci d'angolo battuti dal Vicenza contro i 2 calciati dagli ospiti, il che la dice lunga sugli sforzi dei biancorossi nel cercare il gol in una sfida che pesa in chiave salvezza. In avvio di ripresa il Lanciano non sembra tirare i remi in barca, i veneti riprendono la loro opera con l'obiettivo del gol. Breda inserisce Pinardi al posto di Giacomelli, col passare dei minuti aumenta il forcing del Vicenza e gli abruzzesi si vedono costretti ad indietreggiare per poi affidarsi al contropiede. Funzionano le corsie esterne biancorosse, Malonga si affaccenda nei duelli con i difensori avversari, manca un po' di cattiveria negli ultimi metri ai padroni di casa, limitati anche dalla puntualità dei difensori abruzzesi. Si infiammano gli animi al 24° quando Gavazzi finisce praticamente in porta, il pallone gli corre dietro, Leali lo respinge fuori, il Vicenza urla al gol, Roca lascia correre, l'azione prosegue senza portare a nulla, è il classico gol non gol che accontenta sempre una sola delle due squadre in campo, qualsiasi sia la decisione del direttore di gara. Passano i minuti, sempre meno a disposizione dei veneti, che nonostante la mole di gioco e le energie spese sembrano non riuscire a scardinare la retroguardia rossonera. Al 40° Plasmati si divora una ghiottissima occasione, schiacciando troppo il pallone su un cross dalla destra e fallendo la chance per l'1-1 a pochi giri di lancette dalla conclusione. Dopo 5 minuti di recupero Almenti finisce così, con il Lanciano che compie l'aggancio in classifica nei confronti del Vicenza. In casa biancorossa serve un'inversione di tendenza, con la vittoria che latita da 6 giornate.